Siamo a Valle d'Oria, dove il fiume Coghinas sfocia nel Mediterraneo. Nel porticciolo presso la foce, Giosuè organizza le escursioni sul fiume, con partenza proprio di fronte a uno dei paesaggi più incantevoli della zona. Giosuè conosce ogni anfratto del Coghinas e con la sua macchina fotografica è sempre pronto a cogliere i migliori dettagli faunistici di cui la zona è ricchissima. Il desiderio di non andare via dalla Sardegna ha fatto sì che mi inventassi questa attività e alla fine sono stato molto fortunato perché mi ha dato tanto in cambio. Il fatto anche di mettermi a studiare in maniera un po' più approfondita le varie specie che popolano qua questo ambiente, l'ambiente del fiume stesso. Uno degli spettacoli più suggestivi è costituito dai tanti aironi che capita di incontrare a pelo d'acqua o appollaiati sugli alberi. Ma il vero protagonista del fiume è un piccolo uccello molto difficile da vedere a occhio nudo, ma fondamentale nell'ecosistema del Coghinas. È il bellissimo martin pescatore. La sua dieta è praticamente esclusivamente fatta di pesce. Qua c'è abbondanza di pesce perché essendo collegata al mare entra nel latterino.